Ci stiamo avvicinando alla giornata del 21 marzo, giornata dedicata alla memoria e all'impegno per ricordare le vittime di mafia e per far sì che questo impegno sia strutturale e coinvolga tutti i livelli istituzionali, oltre che sociali e delle forze dell'ordine. La presenza quotidiana delle mafie è dimostrata dai fatti agghiaccianti anche degli ultimi giorni che dimostrano una rete organizzata su livelli locali, regionali, nazionali, internazionali. Contro questa organizzazione c'è bisogno di una risposta forte da parte delle istituzioni e c'è bisogno di mettere a punto azioni concrete che vadano a colpire alla base questa diffusione del fenomeno mafioso dentro ai gangli produttivi, culturali, sociali della nostra realtà del Veneto. Il 21 marzo verranno 600 studenti da tutte le scuole del Veneto a portare le loro riflessioni, le loro esperienze in tema di legalità e di promozione della cultura della legalità. Questo è un investimento che il Consiglio regionale e l'Osservatorio per la legalità stanno portando avanti e su questa sfida abbiamo bisogno di avere a fianco tutti i cittadini onesti, tutte le imprese oneste, tutte le associazioni che hanno a cuore il bene comune del nostro Veneto.